Quel rudere appartenuto ai nonni per Andrea Camilleri era semplicemente il paradiso terrestre, la più importante di 8 case sparse su 100 ettari di terreno coltivato a mandorle, frumento e fave. Lì l'inventore del commissario Montalbano si rifugiava nelle calde estati di Porto Empedocle, da lui ribattezzata Vigata. Lì c'era il baule in cui nascondeva le sue poesie di ragazzino. E in quella residenza settecentesca, a poche centinaia di metri dalla Valle dei Templi, poteva capitare di incontrare l'amico di famiglia Luigi Pirandello. Un pezzo di storia che ieri è andato giù sotto i colpi delle ruspe, che alla fine non hanno salvato neppure la facciata. Il paradiso terrestre di Camilleri nei fatti non c'è più, fatto fuori dall'incuria dell'uomo. Esattamente un mese fa il temporale che si è abbattuto sull'Agrigentino aveva dato l'ultimo colpo a un edificio già malconcio, con il crollo della parte centrale. Il comune di Porto Empedocle a quel punto ha intimato alla famiglia Camilleri di mettere in sicurezza i luoghi, ma il direttore dei lavori, scelto da Andreina, la figlia dello scrittore, ha scritto in una relazione tecnica in cui si legge: dal punto di vista strutturale la costruzione non dà nessuna garanzia per il suo mantenimento, anche parziale, per cui l'unica soluzione per garantire la pubblica e privata incolumità è di procedere alla demolizione. Davanti al cantiere, ieri nel giorno della demolizione, Mare Amico che ha affermato: quel pezzo di memoria poteva essere salvato, la triste verità è che non interessava più a nessuno. Mentre il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, esponente dei 5 Stelle, parla di una situazione curiosa. Negli ultimi giorni, afferma, mi è sembrato che la vicenda riguardasse più il comune che la famiglia Camilleri. Oggi l'unica certezza è la messa fine di un palazzo simbolo di cui nel 2013 fu annunciato il restauro grazie a un maxi finanziamento da parte dell'Enel da donare al comune come compensazione per la costruzione di un rigassificatore. Nella casa estiva dei Fragapane Camilleri, da trasformare in museo, doveva essere ricavato un piccolo teatro e una biblioteca. Oggi le macerie.